Un signore anziano viveva in campagna e ogni anno rinnovava il suo orticello, però aiutato dal figlio a zappare il terreno, perché lui era anziano e non ce la faceva. Però quest'anno era rimasto impossibilitato in quanto il figlio aveva commesso degli errori giudiziari e si trovava in carcere. Allora gli scrive e dice: figlio caro, io che stanno sono proprio abbeluto, perché non posso zappare il terreno e non posso ripiazzare le piantine. Come già fa? Sto proprio avvelito e sconsolato. Il figlio scrive una lettera al padre: cara papà, state fermo, non tocca niente in tuo giardino, che io l'ho piantata, sotterrata, i soldi e le armi, quindi è meglio non toccare, state ferma e non fa niente, non ti preoccupare. Il giorno dopo si presentano i carabinieri a casa del signore e dice: noi dobbiamo perquisire il vostro giardino perché abbiamo avuto delle soffiate, delle segnalazioni. E si vanno là e zappano tutto il giardino, pila. E non trovano niente e se ne vanno. Va bene, tutto a posto, arrivederci. Il giorno dopo ancora arriva un'altra lettera del figlio. Dice: cara papà, hai visto? Sono venuti i carabinieri, hanno contato la stessa cosa pure a loro e ti hanno zappato tutto il giardino. Meglio che questo non poteva fare. Ciao papà, un abbraccio.